Benny G è un fenomeno social, ha 10 anni, è una cantante neomelodica. I suoi video fanno milioni di visualizzazioni, ma attirano anche tante polemiche. Il pubblico è diviso tra chi la ama e chi contesta il fatto che una bambina alla sua età non dovrebbe avere un'esposizione del genere. La presenza dei minori sulle piattaforme online fa molto discutere, ma non è solo questo. Il caso nasce intorno ai videoclip di Benny e ai suoi atteggiamenti da adulta, ma sono critiche che sua mamma Dori respinge in toto. La malizia, dice, è negli occhi di chi guarda. È normale che sogno la felicità di mia figlia e che sogno di vedere mia figlia cantare in televisione. Non nego che aspetto una telefonata che mi arrivi, che vogliono Benny. Io sfido chiunque mamma. Non speri che la propria figlia, tra virgolette, sfondi, no? Più che rispondere alle polemiche, la mamma di Benny G ci tiene a raccontare la loro storia, che è il motivo per cui ha deciso di assecondare la carriera di sua figlia. Benny G era la bambina che non doveva nascere. Sono iniziata a stare male, proprio malissimo. E per i dottori non doveva nascere. Hanno cercato di convincermi di non farla nascere perché in quei casi si sceglie la mamma al posto del bambino. E io in quel momento ho deciso di morire pur di farla nascere. Io credo che in quel momento Dio mi ha voluto premiare nel farla nascere. Poi questa bambina un po' speciale, cantava, ballava, sempre al centro dell'attenzione. Ogni festa in famiglia lei doveva cantare, cantava Alessandro Amoroso. Dal gioco si è passati a fare sul serio. Ora Benny ha un'etichetta discografica e incide canzoni sue. Io sempre pubblicavo su Facebook lei che cantava, sul mio profilo personale, finché non mi arriva una chiamata di una persona che mi dice: perché non pensi di fargli fare una canzone? Io non nego che comunque ero un po' scettica sulla cosa, perché comunque mettere anche io sono una mamma e mettere mia figlia su YouTube non è che era una passeggiata. Ne abbiamo discusso io e mio marito, ci abbiamo pensato un bel po'. Altra polemica, la famiglia è stata accusata di lucrare sulla carriera precoce di Benny G. Non c'è alcun profitto, anzi io ho fatto un prestito per farla cantare. Il motivo per cui Dori ha lasciato il lavoro è un altro. Ho lasciato il lavoro per i problemi di salute. Ho scoperto di avere una malattia rara che mi ha colpito prima il cuore e l'anno scorso un polmone. E l'anno scorso i medici mi hanno detto: signora, ho fatto scrivere la canzone. Mamma non lo sai che da poco è uscita è Jasfa, l'ho fatta scrivere l'anno scorso perché in caso morivo avevo almeno un ricordo, una canzone dedicata per me. Quel poco che mi resta da vivere, tra virgolette, mi voglio vivere alle mie figlie. Fin qui la versione di Dori, la quale assicura che ogni attività social della figlia è filtrata e controllata dalla famiglia. Ma cosa ne pensano gli esperti? Giriamo la domanda.